Il rigassificatore che c'è al largo di Porto Levante della società Terminal GNL Adriatica avrà la possibilità di aumentare sia l'importazione di GNL che la commercializzazione. Ne dà notizia con comunicato la giunta regionale. Ricordiamo che quell'impianto è stato realizzato a suo tempo, credo 2008-2009, grazie all'impegno politico del presidente Giancarlo Galan e credo anche dell'assessore Renato Chisso. E appunto nel comunicato vi leggiamo alcuni passaggi. Il rigassificatore è uno dei perni della politica energetica regionale, mentre tanti parlano di realizzare impianti, uno di noi ce l'abbiamo e siamo felici che possa essere potenziato per sostenere l'attività del territorio veneto. Per questo motivo abbiamo dato via libera all'intesa che permetterà alla società che gestisce l'impianto di Porto Levante, Rovigo, di aumentare 600 milioni di SMC anno la quantità di rilascio. Lo dichiara il Presidente della Regione annunciando l'approvazione avvenuta oggi in Giunta su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed energia dell'intesa regionale che permetterà allo Stato di rilasciare alla società terminale GNL Adriatico l'autorizzazione all'aumento della capacità massima di rigassificazione del terminal offshore sito nella località Porto Levante in provincia di Rovigo da 9 miliardi di SMC all'anno a 9,6 miliardi. Vi alleghiamo nel link di descrizione, c'è tutto il comunicato. E l'aumento della portata di rigassificazione comporterà inoltre un incremento dei volumi di GNL approvvigionati via nave con conseguente minimale aumento del numero anno di navi metaniere che attaccheranno e scaricheranno al terminale valutato in 5-6 navi all'anno. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.